Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera, buon anno e ben ritrovati al TG Plus News di Treviso. Dobbiamo aprire purtroppo l'anno nuovo con alcune notizie di cronaca semplicemente tragica. Parliamo anzitutto della maxi emergenza di oggi pomeriggio lungo la strada regionale 177 Cimpello Sequals in provincia di Pordenone a seguito di un incidente stradale avvenuto tra più veicoli, tra cui un camion, un mezzo della Croce Rossa e almeno un'auto. Il bilancio è di 3 morti e 2 feriti, di cui uno grave. Il camionista, un uomo di 52 anni, una delle vittime, aveva prelevato il mezzo a Oderzo e si stava recando a Valvasone Arzene per un carico di ghiaia. Trovate comunque i dettagli e l'approfondimento su questo bruttissimo episodio di cronaca di oggi, 2 gennaio, nel nostro articolo di approfondimento su Twitter Plus, maxi incidente tra Oderzo e Pordenone. Tragedia anche sulla tratta ferroviaria, invece compresa tra Conegliano e Pianzano. Intorno alle ore 12 di oggi, infatti, una persona è morta dopo essere stata investita dal treno regionale che collega Venezia a Udine. Sul posto, oltre alla polizia ferroviaria, anche l'autorità giudiziaria per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica. Il passaggio dei treni lungo tutta la linea è stato temporaneamente sospeso intorno alle ore 12. I convogli da e per Venezia hanno subito infatti alcuni ritardi e cancellazioni fino almeno alle 13. A Cassacile e Conegliano è stato istituito un servizio sostitutivo invece con bus per garantire il trasporto dei viaggiatori. Parliamo invece dello schianto di Monastier, tragedia avvenuta alle 3 dell'altra notte. La vittima è il 72enne ex poliziotto di Chioggia Giuseppe Cavarretta. Cavarretta stava rientrando a casa al volante della sua auto lungo l'autostrada A4 assieme alla moglie, attualmente ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Mestre e al momento prognosi riservata. La coppia viaggiava a bordo di una Peugeot 3008 con al volante Cavarretta che ha perso il controllo tra lo svincolo di San Donà e quello di Meolo, Roncade, in territorio di Monastier. Cambiamo decisamente argomento, chiudiamo con qualcosa di più leggero. Scuola, lavoro, 186 studenti e 5.100, scusate, 89 ore formative per gli studenti trevigiane. Questo è il bilancio dei percorsi che la Fondazione Cassamarca dal 2021 ad oggi ha offerto agli studenti delle scuole superiori trevigiane per il conseguimento delle cosiddette competenze trasversali PCTO, note anche con la precedente denominazione di alternanza scuola-lavoro, ma anche qui io vi invito ad andare a leggere il nostro articolo dettagliato di oggi su Notizie Plus, appunto l'articolo che potete raggiungere cliccando sul link che vedete in descrizione di questa news sotto il video del notiziario. Chiudiamo qua il nostro primo TG Plus News Treviso dell'anno e vi ricordo come sempre che ovviamente anche nel 2024 potete seguire tutti quanti i nostri contenuti in modo assolutamente gratuito mediante la app TG Plus.